È la seconda edizione della Gran Fondo Valle dei Fiori ed è la città di Pescia ad ospitare la 2 giorni in realtà di gare, perché sono stati 2 i giorni che hanno impegnato la città di Pescia per questa manifestazione. Una bella giornata di sole che prevedeva sia la Gran Fondo che la Medio Fondo con l'organizzazione della Gragnano. È una gara che rimane sotto l'egida della federazione ciclistica, con la giuria affidata ad Andrea Gotti e a Mario Bedini e la direzione gara affidata a Paolo Maraffon insieme a Rodolfo Gambacciani. Stiamo vedendo le immagini che precedono la partenza. Come consuetudine per quanto riguarda le gare amatoriali, c'è sempre predisposto questa specie di mercato un po' improprio, una serie di stand ovviamente inerenti a quelli che sono tutte le cose che possono interessare il mondo amatoriale, che le varie società, le varie aziende ne approfittano per cercare di far conoscere i propri prodotti a chi sarà interessato. Appunto la Medio e la Gran Fondo. Andiamo a vedere il percorso. Per quanto riguarda la Medio Fondo, sono la partenza ovviamente per entrambe da via Salvo d'Acquisto al mercato dei fiori e delle piante. Intanto vediamo anche il saluto da parte dell'amministrazione comunale e ovviamente presenti anche i ragazzi della Gragnano, quelli magari non impegnati nelle gare visto che è una domenica di gara. E quindi dicevamo appunto il percorso della Medio Fondo che prevede 107 km di gara, mentre quelli della Gran Fondo sono 134. Ovviamente difficoltà in più per quanto riguarda la Gran Fondo, un pochino più attenuate per quanto riguarda la Medio Fondo. Dicevamo appunto la partenza dal mercato dei fiori di Pescia, quindi per quanto riguarda la Medio Fondo, rotonda verso via Lucchese, Pescia, quindi via delle Cartiere, via Lucchese, Lappato, quindi viale Europa, verso poi Ponte a Moriano, via Lama, via dell'Abetone, quindi Bagni di Lucca, Ospitaletto, Fabbriche, Popiglio, La Lima, Prataccio, il Gran Premio della Montagna a Monte Prataccio, mentre vediamo tutti coloro che sono impegnati nell'organizzazione proprio della Gran Fondo Valle dei Fiori, quindi Prunetta, Femmina Morta, quindi Vellano, Pietrabona e l'arrivo poi a Pescia. Per quanto riguarda invece la Gran Fondo, quindi quella in realtà più lunga e più impegnativa, appunto la partenza dal mercato dei fiori di Pescia, quindi anche in questo caso Collodi, e poi Ponte all'Abate, Lappato, poi la Gran Premio della Montagna verso Monte Corsagna, Bagni di Lucca, Ospedaletto, Fabbriche e Popiglio, il Gran Premio della Montagna di Monte Prataccio, Prunetta, Femmina Morta, quindi Vellano, il Gran Premio della Montagna di Monte Pontito e poi via via fino ad arrivare a Pescia per un totale appunto di 134 km. Un buon successo organizzativo per quanto riguarda questa seconda edizione della Gran Fondo Valle dei Fiori, che è stata 1 o 2 giorni tutto sommato impegnativa per quanto riguarda la Gragnano e tutti coloro che sono stati impegnati ovviamente nella organizzazione della gara. Alla fine sono stati 243 coloro che hanno preso il via e quindi non possono che essere soddisfatti per quanto riguarda lo svolgimento della gara gli organizzatori. Stiamo guardando le prime fasi, quindi adesso è tutti insieme ovviamente gli atleti con ancora diciamo da suddividere chi farà la Medio e chi la Gran Fondo. Quello che è certo che dovrebbe almeno essere tale è lo spirito con il quale viene affrontata la gara, visto che è comunque una gara amatoriale, quindi lo spirito principale deve essere il divertimento, magari la voglia di confrontarsi ma senza particolari velleità di vittoria. La gara odierna comunque serviva anche per assegnare il campionato regionale toscano Medio Fondo e Gran Fondo per quanto riguarda la Federazione Ciclistica Italiana e il campionato italiano FSSI. Un ringraziamento alla città di Pescia,
alla Fondazione Nazionale Carlo Collodi, alla Gragnano ovviamente e al gruppo sportivo Folgore, così come uno dei partner fondamentali per questa Gran Fondo Valle dei Fiori, la Natali Sportswear. Intanto continuiamo a vedere le immagini con il gruppo che si mantiene compatto con ancora siamo sempre verso l'abitato di Pescia, poi si comincerà a salire verso le asperità di giornata e quindi per essere comunque la seconda edizione sicuramente un impianto organizzativo di tutto rispetto. A questo proposito un ringraziamento alla Bardal, poi alla Rosi Massimo di l'IP, distributore IP, poi un ringraziamento alla Banca di Pescia e alla Banca di Cascina, alla Farmacia Corsaro, così come alla Natali, a tutti coloro comunque che hanno reso possibile, poi a breve li ricorderemo anche in modo un pochino più dettagliato, mentre noi ne approfittiamo sì per vedere coloro che sono, se così la vogliamo definire, gara, ma soprattutto per vedere gli scenari che attraversano proprio con questa gara, perché comunque si passa da zone piuttosto caratteristiche come appunto Ponte Amoriano, comunque come la stessa Pescia, e quindi anche questa come dire, la Gran Fondo è soprattutto a nostro avviso un modo per valorizzare il territorio e per far conoscere non solo a chi è della zona ma anche ad altri quelle che sono le bellezze del territorio. Gruppo comunque che si mantiene compatto, ovviamente ci saranno poi le varie classifiche maschili, femminili, medio o Gran Fondo, però almeno all'inizio si parte tutti insieme. Noi adesso ci siamo mantenuti nelle retrovie del gruppo, appena sarà possibile, mentre siamo ovviamente facilmente intuibile che siamo a Collodi, dicevamo, ci siamo mantenuti nella coda del gruppo, appena sarà possibile risaliremo verso la testa della corsa che andrà via via a selezionarsi. Quando siamo ai primi chilometri c'è ancora modo per scherzare, parlare con la nostra telecamera, e ci piacerebbe che fosse questo lo spirito con il quale affronteranno questa gara tutti coloro che sono in corsa, e quindi soprattutto la voglia di confrontarsi e misurarsi tra gli altri, magari fare un po' di attività che sicuramente per quanto riguarda la salute male non fa. Parlavamo degli sponsor o comunque di chi ha patrocinato, come la Natali e la città di Pescia, la Bardale, la Banca di Pescia e Cascina. Le auto ufficiali sono offerte dall'Auto Pippi di Pescia, come technical partner la Incosport e la Epic Sport, come partner locali la Iter Chimica, la Tirrena Bitumi, la Torrefazione Caffa, la Conglomerati Lucchesi, la Vector, la Salumi Benvenuti, la Caselli e la Mennucci, e poi la collaborazione della Misericordia di Castelnuovo Garfagnana, la Fraternità di Misericordia e Gruppo Fratres di Corsagna, il Gruppo Sportivo Folgore, la Proloco di Lanciole, Rione Pescia, l'Hotel Country Club di Gragnano e il comando della Polizia Municipale di Pescia. Ancora gruppo, se così lo vogliamo definire, compatto. Quando parliamo di ciclismo amatoriale non ci piace più di tanto sottolineare il risultato tecnico, perché il ciclismo vero e proprio è quello magari che vede protagonisti altri tipi di corridori, quindi qui ci piace più sottolineare a volte lo spirito goliardico che si respira in queste situazioni, e soprattutto le bellezze paesaggistiche che poi si vanno a vedere e a trovare. Appunto ancora c'è tempo per poter parlare con la telecamera, c'è chi fatica di più e chi fatica di meno, però ancora la situazione è molto molto interlocutoria e ci possiamo mantenere tranquillamente nella pancia del gruppo. Magari cogliamo l'occasione in questa volta per fare una sorta di appello a chi partecipa a queste gare amatoriali a come mettere il numero. Sappiamo che hanno il chip e quindi poi per quanto riguarda l'ordine di arrivo, che poi è quello che loro interessa, è quello che basta per stilare l'ordine di arrivo, però il dorsale andrebbe messo in un modo ben preciso, e spesso vediamo che viene messo in un modo molto fantasioso da parte di qualcuno, e quindi un certo appello a metterlo nel modo giusto. Un saluto a Niccolò Pacinotti che sta affrontando come invitato
questa Gran Fondo sicuramente lo vedremo presto protagonista nelle gare per quanto riguarda la categoria dei professionisti, della quale lui fa parte. Noi intanto risaliamo verso la testa della corsa, dove salutiamo anche Rumsas con la maglia ovviamente della sua squadra, che è quella della Palazzago. Lui non è in gara, sarà in gara poi il papà, che più tardi magari vedremo. E qui siamo comunque ai primi sempre chilometri di gara, gruppo che si mantiene compatto e soprattutto l'entusiasmo per il momento che la fa da padrone. Una rapida occhiata al colpo d'occhio proprio, scusate il gioco di parole, che fanno il gruppo. E adesso siamo sulla testa della corsa con come dire, la gara che va un po' a delinearsi, perché ci sono due atleti che sono leggermente avvantaggiati nei confronti del gruppo. Tra questi riconosciamo per il team Stefan Alessandro Spampani con il dorsale 64, che sta facendo proprio l'andatura in questo tandem che compone la testa della corsa. Eccoli qua appunto i due atleti, ma è veramente minimo il loro margine nei confronti del gruppo. Adesso vedremo con una rapida occhiata che ci potremo guardare alle spalle e vediamo appunto che il loro margine è veramente minimo. Continuiamo a ricordare alcuni sponsor. Infatti intanto salutiamo anche Sandro Manzi, che ci ha garantito un po' l'informazione in corsa. Dicevamo di ricordare ancora alcuni sponsor mentre vediamo un ulteriore sviluppo di quella che è la corsa, perché quando siamo nel tratto di salita si è selezionato un drappello piuttosto numeroso sulla testa della corsa, e quindi potrebbe essere anche un tentativo piuttosto interessante. Quindi un ringraziamento, comunque siamo ancora in deficit con la farmacia Morganti del dottor Valeri, poi la bar tabaccheria di Alessandro Buonamici, poi il studio dentistico Ungaretti, la macelleria Papini e l'hotel Country Club, così come all'antica cava Borgognoni. Ecco qui che appunto adesso ci troviamo sulla testa della corsa, che va via via, ovviamente grazie al tratto di salita che va, dicevamo, via via a selezionarsi, e noi quindi ci manteniamo appunto sul tratto di salita sulla testa della corsa. 1 minuto circa il vantaggio. Adesso stiamo facendo un nuovo rilevamento tempi per quanto riguarda la situazione in corsa. Comunque l'ultimo rilevamento era circa 1 minuto il vantaggio per questi corridori che si trovano al comando. Vediamo appunto il numero messo in modo in più modi, in modi fantasiosi, chi a destra, chi a sinistra, chi centrale, e quindi questo è il nostro appello di giornata che facciamo a chi si impegna in queste gare. Poi magari non riusciamo a capire chi è che si trova sulla testa della corsa, e quindi è anche questo il motivo per cui a volte non siamo in grado. Poi a volte ci sono altri motivi, però insomma è un po' una collaborazione che deve avvenire tra tutti. Se l'unione fa la forza, cerchiamo appunto di cercare di venire incontro l'uno all'altro. Si mantiene pressoché compatto questo drappello sulla testa della corsa, e come vedete, essendo seguito dal cambio rote, vuol dire che il margine che hanno nei confronti di chi sta inseguendo è sicuramente rassicurante. Come detto all'ultimo rilevamento tempi era di 1 minuto il vantaggio per chi si trovava al comando. Adesso è tornato ancora un po' a salire, 1 minuto e 5 secondi il vantaggio di questo drappello, che perde qualche componente. Sono una decina forse gli atleti che compongono la testa della corsa, e noi ovviamente ci manteniamo su di questi per capire anche come si possa evolvere la situazione. Sempre al comando lo stesso corridore, e avendo il numero a destra non siamo in grado di capire chi sia, non ce ne voglia, e ancora non abbiamo poteri né paranormali né di preveggenza, quindi 224. Adesso riusciamo a vederlo il dorsale, quindi cercheremo anche di capire di chi si tratta. Purtroppo non siamo in possesso dell'elenco degli iscritti, perché non l'abbiamo trovato, e quindi ci dobbiamo un po' arrangiare in questo caso. Ci affidiamo un po' anche alla fisionomia, visto che diversi partecipanti
di questa Gran Fondo Valle dei Fiori sono delle vecchie conoscenze del mondo dilettantistico e professionistico, e quindi sicuramente questo un po' ci potrà aiutare. Dicevamo appunto che piano piano questo drappello di testa perde alcuni componenti che però non mollano, e quindi cercano sempre di mantenersi agganciato a quello che potrebbe essere il treno dei migliori. Eccolo qua appunto Sandro Manzi, che proprio ci conferma che è di 1 minuto e 5 secondi il vantaggio per questi atleti che erano sulla testa nei confronti del gruppo che sta inseguendo. Ci siamo adesso portati alle spalle di chi sta inseguendo. Ancora è lunga la strada che ci separa dalla conclusione, e quindi ancora ci sono tante cose che possono succedere. Riconosciamo appunto Marco da Castagnoli alla ruota di Nikita Eskov, appunto li riconosciamo perché sono delle vecchie conoscenze per quanto riguarda il mondo dilettantistico e anche il mondo professionistico. Non ce ne vogliano gli altri, cerchiamo comunque di non fare favoritismi, però comunque si continua a darsi battaglia sulla strada che continua inesorabilmente a salire. Intanto questo drappello che sta inseguendo piano piano sta recuperando qualcuno di coloro che facevano parte della testa, che hanno perso contatto, e quindi vengono riassorbiti da chi si trova alle retrovie, che sta comunque risalendo verso la testa. Stiamo appunto mantenendo in questo drappello, nel vivo della situazione, anche Rumsas, probabilmente sta facendo il suo allenamento. Eccolo qua Rumsas, che sicuramente sta attraversando un ottimo periodo di forma in questo scorcio di stagione. Sta terminando la salita al Gran Premio della Montagna di Monte Corsagna, la prima asperità di giornata, e stiamo risalendo verso la testa della corsa. Eccolo qua il Gran Premio della Montagna, quindi terminato la prima salita con il gruppo che è andato, con la testa della corsa in realtà, che è andata decisamente a selezionarsi. Adesso appunto ci manteniamo in una posizione piuttosto sicura per non intralciare la marcia di chi sta correndo, anche perché comincia a essere un po' complicato adesso, perché ci sono anche coloro che stanno andando in bici non per la gara, e quindi un po' ci si confonde anche. Tanto riusciamo a vedere anche la situazione all'altezza del Gran Premio della Montagna, come si è andata a selezionare la corsa, come stanno decisamente recuperando dalle retrovie sulla testa. L'ultima volta che siamo riusciti a fare un rilevamento era 1 minuto e 5 il vantaggio del primo gruppo nei confronti della testa. Adesso ha decisamente recuperato gli inseguitori nei confronti appunto della testa. Ci stiamo avvicinando a Popiglio adesso con la corsa. Intanto salutiamo anche Carlo Palandri, il presidente della società organizzatrice, che oggi è impegnato in stile regolatore per quanto riguarda appunto questa seconda Gran Fondo Valle dei Fiori. Qui vediamo qualcuno che è decisamente disinteressato dalla Gran Fondo, ma sfruttando la calda giornata ha sicuramente trovato il modo di trovare refrigerio. Ecco qua appunto Popiglio, dove è posizionata anche l'area di ristoro, che vediamo proprio adesso inquadrata. Questa è una delle caratteristiche della Gran Fondo, appunto perché ci sono questi punti di ristoro previsti dall'organizzazione. Adesso appunto siamo sulla testa della corsa con Nikita Eskov che sta facendo l'andatura. Lo ricordiamo, dilettante in Toscana. Nikita Eskov correva per l'allora Valdarno, l'atleta russo, poi passò anche professionista, se non vado errata, e poi diciamo ha ripiegato sul mondo amatoriale. Tanto anche Niccolò Pacinotti si mantiene sulla testa, lui che comunque ovviamente non può gareggiare, non può partecipare alla classifica finale, e quindi questa è quella che si è formata la selezione sulla testa della corsa, dove abbiamo riconosciuto anche Raimondas Rumsas con il dorsale 50 che stava proprio rientrando sul drappello della testa. Eccolo qua appunto la testa, dove è sempre Eskov a fare l'andatura con Giuseppe Ceragioli alla sua ruota. Eskov del team Pro Cycling davanti appunto a Ceragioli che è del team Privé, e quindi appunto noi ne approfittiamo anche per
farvi vedere un po' le bellezze del territorio. Si è formato questo drappello dove sono 7-8 gli atleti che compongono la testa della corsa, anche se in realtà c'è anche chi in un certo senso non ne fa parte, e questo è proprio Rumsas che adesso si prepara per affrontare il tratto di discesa nella massima sicurezza. Si va appunto in discesa, ci manteniamo a una certa distanza anche per permettere a chi si trova al comando o comunque che si trova in bicicletta di fare la propria traiettoria, e intanto ne approfitta anche Rumsas per rientrare sulla testa della corsa. Succede spesso a queste gare che gli atleti dilettanti o comunque anche professionisti si affianchino per come dire, fare un po' di allenamento, e qui il sangue è più forte di tutto con Rumsas Junior che porta il rifornimento a Rumsas Senior, con buona pace di chi fa parte della testa, che non può godere di certi privilegi, se così vogliamo dire, anche se è previsto il punto di ristoro e quindi sicuramente è garantito per tutti quello che è appunto il rifornimento. Eccolo qua Rumsas che sta continuando, sta affinando il suo allenamento, a breve terminerà il suo lavoro, quindi lo salutiamo perché non lo rivedremo più, e noi ovviamente ci concentriamo sulla testa della corsa. All'ultimo rilevamento era di 1 minuto e 5 secondi il vantaggio, ma avevamo visto nel tratto di salita che era andato a diminuire il vantaggio del drappello nei confronti di chi stava inseguendo, però si sono anche rimescolate le carte, perché Eskov faceva parte del gruppo dei contrattaccanti, adesso invece si trova sulla testa. Questo invece è quello che è diventato il drappello inseguitore, che è segnalato a 1 minuto di ritardo. Ovviamente si è selezionata la testa della corsa, si sono rimescolate più volte le carte, e quindi è sempre un continuo divenire. Facciamo un ringraziamento alla città di Pescia, alla Fondazione Nazionale Carlo Collodi, alla Gragnano, al gruppo sportivo Folgore, la Natali Sportswear, un ringraziamento alla Bardal e poi anche a tutti coloro che hanno reso possibile la manifestazione, come l'Ottica Belpassi, alla Maggini SRL Soluzioni per l'Edilizia, alla Ende Asfalti SPA, alla Antica Cava Borgognoni e a tutti quelli che abbiamo definito partner, come la Banca di Pescia e Cascina, la Ink Sport, la Epica Sport e l'Auto Pippi, che ha garantito le auto in corsa. Ancora alle spalle di chi abbiamo visto inquadrato poco fa c'è questo ulteriore gruppo che è segnalato a 1 minuto e 30 secondi, quindi la situazione è abbastanza ben delineata, perché c'è un drappello al comando forte di 7-8 unità, poi a 1 minuto un altro gruppo e a 1 minuto e 30 questo gruppo che vediamo inquadrati. Ci fa piacere vedere che ci sono coloro che scherzano con le telecamere, che si divertono, perché deve essere questo lo spirito creatore. Conosciamo anche Giovanni Petroni, visto che parte della sua formazione è impegnata al Giro d'Italia Under 23, quindi anche lui ne approfitta, che ha militato anche nella Gragnano qualche stagione precedente Petroni, quindi ne approfitta anche lui per gareggiare. Facciamo ancora sfilare un po' di corridori di fronte alla telecamera, e questo ci permette di vedere ancora chi è rimasto almeno nelle posizioni un pochino più davanti. Ricordiamo, sono stati più di 200 coloro che hanno preso il via, e anche gli atleti, se li vogliamo definire di casa, della Gragnano, stanno comunque in un certo senso rendendosi protagonisti. Lasciamo sfilare ancora questo gruppo, e adesso ritroviamo la testa della corsa. Quando ci troviamo a Prataccio troviamo anche il vice direttore di corsa Gambacciani, ed è rimasto solitario al comando Nikita Eskov del team Pro Cycling, lui che andrà ad affrontare il percorso quello lungo, quello della Gran Fondo, e lui appunto è rimasto solitario al comando. Abbiamo un po' descritto quelli che sono stati i suoi trascorsi anche in Italia fin da dilettante, e quindi ricordavamo la coppia russa che faceva parte della Valdarno, erano lui, se non andiamo errati, insieme anche a Zdanov, Alexander Zdanov, e quindi ovviamente
spesso succede che gli atleti russi che hanno corso in Italia rimangono un po' innamorati del nostro paese, lo stesso Rumsas che abbiamo visto poco fa, lo stesso quindi evidentemente è valso anche per Nikita Eskov, che sta affrontando appunto questo tratto di strada in solitaria. Adesso cerchiamo di capire magari quale sia anche la situazione nei confronti di chi sta inseguendo, quindi lasciamo andare Nikita Eskov e a 40 secondi abbiamo questo drappello che in realtà comprende quindi Pacinotti, che non conta in questo caso, così come Rumsas, col dorsale 96 Giuseppe Ceragili del team Privé, poi con il 147 Mattia Anzalone del team Stefan, e poi col 243 abbiamo Antonio Valletta della SD, tutti in sella. Questi sono in un certo senso i controattaccanti ufficiali di Eskov, che si trova sulla testa della corsa. Eccoli qua, li vediamo inquadrati, i tre controattaccanti. Qui la situazione è molto chiara quando ci troviamo a Prataccio con Eskov solitario al comando a 40 secondi. Questi tre controattaccanti con appunto da suddividere poi tra chi farà la medio e la gran fondo. Poi ovviamente avremo la classifica che ci aiuterà a diramare la questione. Comunque buono raccordo anche in questo terzetto che sta inseguendo chi si trova solitario al comando, e poi cerchiamo di capire anche com'è la situazione ancora più indietro. Quindi lasciamo andare il terzetto. A 2 minuti abbiamo un contrattaccante col dorsale 129. Adesso cerchiamo di intuire chi potrebbe essere. Ovviamente la società è quella della Cicli Sansoni, se non andiamo errati, però è Matteo Nesti. Eccolo qua, Matteo Nesti della Sansoni Team, che si trova a 2 minuti dalla testa della corsa. Lasciamo andare anche Nesti per capire ancora com'è la situazione. Arriva Raimondas Rumsas della Altopac, che è segnalato a 2 minuti e 20 secondi. Quindi quel drappello che si era formato sulla testa della corsa, mentre rimaniamo su Rumsas quando eravamo nel tratto di salita, quindi diciamo quel drappello che si era formato sulla testa è andato poi via via a selezionarsi, complice l'ulteriore salita che si sono dovuti trovare ad affrontare i partecipanti a questa seconda gran fondo Valle dei Fiori, città di Pescia. Ricordiamo che la gara è valevole anche per l'assegnazione del campionato regionale toscano medio fondo e gran fondo e per il campionato italiano FSSI, ed era sotto l'egida della Federazione Ciclistica Italiana. Altro punto di ristoro per chi ne vorrà beneficiare, questo è quello che possiamo considerare il gruppo, che è segnalato a circa 4 minuti di ritardo da Eskov, che rimane solitario al comando. Ovviamente c'è tempo anche per dare un'occhiata intorno. Noi ci siamo riportati all'arrivo perché ormai siamo all'epilogo di quella che è la medio fondo, ovviamente della gara più breve, e quindi adesso stiamo aspettando le fasi conclusive per capire chi sono coloro che almeno si daranno battaglia per quanto riguarda appunto proprio la medio fondo. Eccole qua, che è stata lanciata la volata tra Anzalone e Valletta. Sembra proprio quest'ultimo davanti, ed è infatti Antonio Valletta della Tutti in Sella davanti a Mattia Anzalone del team Stefan. Terza posizione per Yuri Pizzi del team Stefan, quarto Emanuele Guidi della Genetic Cycling e quinto Andrea Balli della CSI Pistoia. Archiviata quindi la medio fondo, mentre continuiamo a vedere ancora altri corridori che stanno arrivando. Noi adesso ci interrompiamo per sentire i protagonisti proprio della medio fondo e poi riprenderemo per vedere le fasi conclusive della gran fondo e sentire anche i protagonisti della seconda parte della gara. Andiamo a sentire le interviste realizzate da Giuseppe Tomei. Antonio Valletta, vincitore della medio fondo, 6ª vittoria stagionale, quindi una stagione che va veramente alla grande. Sì, diciamo che non ci speravo a inizio anno, però la stagione si è voluta per il meglio, abbiamo fatto tanti sacrifici per arrivare a questo livello e oggi raccogliamo i frutti.
Senti, raccontaci un po' il finale, siete rimasti te e Anzalone, hai avuto problemi nello sprint e nel finale? Quando si è diviso il percorso siamo andati di comune accordo fino all'ultimo chilometro. All'ultimo chilometro, prima della consueta volata, ci siamo parlati, ci siamo complimentati l'uno con l'altro, perché la domenica ci troviamo sempre lì davanti a battagliare, quindi di conseguenza ci siamo fatti i complimenti l'uno con l'altro. Siamo arrivati sul rettilineo d'arrivo, magari sono stato un po' più fresco e quindi la volata oggi ha premiato me, magari in un'altra occasione premierà lui, Anzalone, quindi complimenti sempre anche a lui. Un'ultima cosa, un giudizio su questa bella manifestazione e sul percorso della gara. È il primo anno che vengo qui a Pescia e posso dire che il percorso è molto selettivo, non me l'aspettavo. Strade bellissime, dei percorsi che si snodano in mezzo alla natura, sono le strade ideali per il ciclismo. Maria Fanucchi, vincitrice della medio fondo, una gara sicuramente impegnativa, però ti abbiamo visto un'ottima prestazione la tua. Sì, sono abbastanza contenta del risultato, sia in sé per sé per l'assoluto, sia perché comunque, a parte la prima salita che non stavo molto bene, sulla seconda ho gestito bene la gara e ho recuperato molto in discesa posizioni. Dicevo, un percorso sicuramente impegnativo, però abbiamo visto che era decisamente la tua portata. Sì, mi sono trovata a casa mia, sulle mie strade, lo faccio spesso in allenamento. Questa è la prima vittoria stagionale? Sì, la domenica scorsa sono arrivata seconda alla Cipollini, però diciamo che come risultato migliore è stato questo e sono più che soddisfatta in quanto vengo da un periodo piuttosto, insomma, barcollante dal punto di vista agonistico. E mentre abbiamo visto anche, anzi continuiamo a vedere le immagini relative anche alla classifica femminile, sempre per quanto riguarda la medio fondo, torniamo in cronaca per quanto riguarda proprio la gran fondo, ed eravamo rimasti, e proprio ci ritroviamo qui, con Nikita Eskov solitario al comando. Dicevamo appunto, per quanto riguarda la classifica femminile, la vincitrice è Maria Fanucchi della SD Cycling Team, è giusto dare, come dire, il giusto merito anche a loro. Noi però adesso siamo appunto su Nikita Eskov, che comincia a poter accarezzare sogni di vittoria per quanto riguarda questa seconda gran fondo Valle dei Fiori, quando appunto siamo ormai in vista proprio delle fasi conclusive. Abbastanza tranquillo il vantaggio di Eskov sugli immediati inseguitori, perché supera già il minuto, 1 minuto e 30 secondi. Appunto stiamo captando da Sandro Mazzi il vantaggio di Eskov su chi sta inseguendo. Adesso cerchiamo di capire anche chi sia l'immediato inseguitore che sta appunto provando a riportarsi su Eskov, anche se comincia a essere, come dire, un'azione un pochino più proibitiva. È Giuseppe Ceragioli del team Privé, che appunto è indicato a 1 minuto e 30 secondi da Eskov, che si trova solitario al comando. Sono stati un po' loro due i mattatori per quanto riguarda la gran fondo. Lasciamo Ceragioli per tornare nuovamente sulla testa della corsa. Eccolo qua, Eskov, che tra due ali di moto decisamente disinteressate dallo svolgimento della gara continua a salire e continua a macinare strada e chilometri sotto la sua bicicletta. Non è cambiato molto Nikita Eskov da quando lo ricordiamo appunto dilettante, e questo vuol dire che la bicicletta serve decisamente a mantenersi in forma e giovani, e quindi continua Nikita Eskov, l'atleta del team Pro Cycling, a mantenersi solitario al comando. Andiamo ancora una volta, magari potrebbe essere anche l'ultima volta che ricordiamo gli sponsor come la Bardal, come il comune, l'amministrazione comunale di Pescia, la Fondazione Nazionale Carlo Collodi, la Natali Sportswear, mentre inizia il tratto di discesa per Eskov, che giustamente prende le sue precauzioni chiudendo la maglia anche per questa gran fondo Valle dei Fiori, giornata calda, però ovviamente in discesa è sempre bene prestare massima attenzione. Dicevamo ringraziamento alla Banca di Pescia e Cascina, alla Auto Pippi, alla Epica Sport, all'Inco Sport,
all'Iterchimica, alla Tirrena Bitumi, alla Conglomerati Lucchesi, Torrefazione Caffa, Salumi Benvenuti, la Vector, la Caselli e Mennucci, così come la collaborazione del comando della Polizia Municipale di Pescia, la Misericordia di Castelnuovo Garfagnana, la Fraternità di Misericordia e il gruppo Fratres di Corsagna, il gruppo sportivo Folgore, l'Hotel Country Club, il Rioni Pescia e il Circolo Proloco di Lanciole. Meno di 2 chilometri alla conclusione per Eskov, che ha visto decisamente dilatare il suo vantaggio. Triangolo rosso dell'ultimo chilometro già passato per l'atleta del team Pro Cycling, che ormai è sicuro della vittoria e si permette anche di salutare la nostra telecamera, quindi ormai abbiamo il vincitore, lo accompagniamo proprio all'arrivo, Nikita Eskov del team Pro Cycling, che quindi va a vincere la Gran Fondo, nella seconda edizione della Gran Fondo Valle dei Fiori. Alle sue spalle era sempre indicato Giuseppe Ceragioli come immediato inseguitore. Comunque adesso vedremo se la situazione si sarà evoluta o meno alle spalle di Eskov, che ormai è certo della vittoria e trova anche incoraggiamenti proprio da chi sta pedalando sempre sulle strade che ovviamente portano nuovamente a Pescia. Siamo ormai in vista dell'arrivo, dove ovviamente avremo anche la seconda telecamera, ed ecco l'arrivo per Nikita Eskov a braccia alzate, che coglie così questa affermazione nella Gran Fondo Valle dei Fiori. Andiamo a cercare di capire quindi com'è la situazione alle spalle, mentre Eskov ormai ha terminato la sua fatica di giornata. Alle spalle appunto era segnalato Giuseppe Ceragioli del team Privé, che dovrebbe andare ad aggiudicarsi la seconda posizione. Eccolo qua che coglie la seconda posizione. Terza posizione per Giacomo Sansoni della Sansoni Team, quarto Alessio Pareschi della Extreme Bike e quinto Daniele Pretini del Ciclo Team Sanginese. Anche in questo caso avremo le interviste che ha realizzato per noi Giuseppe Tomei, quindi ovviamente vi saluteremo con quelle parole e mentre continuiamo appunto a vedere ancora altri corridori che stanno terminando, chi la medio, chi la Gran Fondo, perché ovviamente c'è anche questa distinzione, ma è tutto il reso più semplice dal chip che hanno sulla bici. Dicevamo appunto, noi vi saluteremo con le interviste che ha realizzato per noi Giuseppe Tomei, e noi vi ricordiamo che Eskov ha percorso i chilometri della Gran Fondo in 3 ore e 37 alla media di 37,05. Questi ancora altri arrivi. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi lasciamo alle interviste che ha realizzato Giuseppe Tomei. Viene da San Pietroburgo il russo Nikita Eskov, vincitore di questa manifestazione. Una lunghissima cavalcata solitaria. Hai deciso di attaccare così da lontano, oppure è stata la situazione di gara che ti ha indotto a attaccare? Sì, no, quando siamo partiti in prima salita lunghissima eravamo in tanti ancora e subito ho sentito bene, all'inizio ho provato a tirare, poi mi sono rimasto da solo e ho deciso di andare da solo per tutta la gara. È riuscito ad arrivare. Ti vediamo soddisfattissimo, cosa ne pensi di questo bellissimo percorso? No, oggi era una giornata molto calda, io non sto molto bene con caldo, però e poi c'è anche discese, l'ultima discesa era molto tecnica e poi è andato bene così. A chi vuoi dedicare questo successo? Vieni. A chi lo dedichi il successo? Come? Lo dedichi a qualcuno questo successo? Sì, ringrazio la mia squadra, il nostro sponsor di Promotech, Natale, e anche organizzatore. Grazie a tutti. Maurizio Ciucci, consigliere nazionale, oltre che giovanissimi, ti vediamo con molto piacere a questa bella manifestazione organizzata dalla Sporting Club Gragnano. Sì, intanto buongiorno. Sì, sicuramente mi fa piacere tutto quello che riguarda il ciclismo.
vengo dal meeting regionale Memorial Franco Ballerini per i giovanissimi, ho detto facciamo un salto anche a Pescia a vedere l'estremo opposto, no? L'amatoriale, e comunque sono sempre belle manifestazioni, colorate, il ciclismo è bello da tutte le parti, cioè, si parte dai ragazzini fino agli amatori, l'importante è muoversi in bicicletta. In questo caso una bellissima organizzazione, un bellissimo percorso anche dagli atleti, quindi una manifestazione che fa onore al ciclismo. Ma sicuramente è valido anche come campionato regionale per quanto riguarda la Federazione Ciclistica Italiana. Il settore amatoriale è un settore trainante, naturalmente anche l'attività giovanile ne deve fare tesoro, sfruttare questi scenari, secondo me, e sfruttare tutte queste strutture che vengono messe per quanto riguarda gli arrivi del settore amatoriale, quindi speriamo che in futuro ne venga preso atto e magari dove arriva una gara amatoriale che possa magari far partecipi anche i ragazzi esordienti ed allievi, che quelli che hanno più bisogno. Leonardo Marchetti del Comitato Regionale Toscano, presente qui diciamo, in veste ufficiale per questa manifestazione che purtroppo non ha visto tanti atleti della Federazione Ciclistica, anche se il numero di partenti è stato piuttosto elevato. Questo è vero, ho saputo che ci sono stati pochi iscritti della federazione, comunque vedremo di provvedere, di incentivare in sede di Consiglio regionale, trovare il modo di far partecipare più iscritti. Comunque qui siamo in terra di ciclismo, questa è la cosa più bella, gli organizzatori di ciclismo ne sanno ormai da anni. Questa è una cosa che veramente, una corsa che non va persa. Io a nome del Comitato regionale e di Presidente Bacci che mi ha inviato qui dico grazie a tutta l'organizzazione per questa bellissima giornata. Carlo Palandri, Presidente dello Sporting Club Gragnano, l'anno scorso la grandine, quest'anno il sole, situazione decisamente diversa per questa bella Gran Fondo Valle dei Fiori. Sì, meglio sicuramente oggi. Però diciamo l'importante è portare a termine l'organizzazione, è una cosa abbastanza complicata, ce l'abbiamo messa tutta grazie a un bel gruppo di persone che hanno lavorato intensamente, in particolar modo mio figlio Marino, grazie a chi ci ha dato una mano a tutti abbiamo fatto qui in centro a Pescia questa manifestazione. Speriamo che sia piaciuta, che sia stata apprezzata e vedremo poi per il proseguo quello che faremo. Quest'anno, come avevi accennato, è cambiato il luogo di arrivo, sicuramente più coinvolgente per tutti qui in centro a Pescia. Sì, è stato un po' più diciamo, da parte del comune che hanno voluto questa cosa, lo scenario qui è bello, magari un po' più confusione per il traffico, però insomma, abbiamo cercato anche l'orario, qui ci permette di fare un po' più fluida la cosa. Speriamo che sia andata bene, che non ci sia stata tante lamentele e abbiamo portato al termine, più che altro che non sia successo nulla ai concorrenti, che è la cosa più importante. Concludiamo con Marino Palandri, organizzatore di questa bella manifestazione. Quest'anno sicuramente le cose sono andate meglio rispetto all'anno scorso e credo che anche l'organizzazione sia ulteriormente salita di livello. Stiamo cercando di mettere un mattoncino dopo l'altro e non è semplice, diciamo che si prendono un po' le misure perché poi alla fine noi siamo alle prime, cioè, come gare ne abbiamo organizzate tante, ma insomma la Gran Fondo è un'altra cosettina e i partenti se non sei all'interno di un circuito sono questi, per cui va bene, il percorso è bello, ha vinto un bel corridore sia nel lungo che nel medio, insomma diciamo che noi siamo contenti, poi alla fine per noi l'importante è che vada tutto bene e che rimangano contenti poi i corridori, quindi speriamo col tempo di farla andare sempre un pochettino più su di livello. Dicevo prima anche con Carlo, la scelta di portare qui l'arrivo credo che sia stata veramente una scelta giusta anche per coinvolgere meglio Pescia e la località. Ma non è stato per niente semplice perché francamente al Mercato dei Fiori lo scorso anno eravamo in una posizione per noi molto più comoda a livello logistico, però qua in centro è tutt'altra cosa, appunto per le attività locali eccetera, magari non sapevano neanche bene cosa fosse una gara, per cui quest'anno sono rimasti tutti in capellino sull'attenti, il prossimo anno si spera di poter con questa semina magari trovare un po' più di consensi anche da parte dei locali del posto eccetera, quindi sicuramente è molto bello anche perché noi si fa per Pescia che è una bella città e quindi insomma merita una manifestazione del genere. Dalle tue parole si capisce che l'appuntamento è al 2018.
Ma intanto finiamo questa giornata, tiriamo le somme e poi vediamo, insomma, i pareri positivi, i pareri negativi verranno fuori, insomma facciamo un po' il punto e poi ne riparliamo a settembre. When everybody's stealing by dawn of a new day, dawn of a new day.